Assessore, parliamo di questo infopoint che si sta inaugurando oggi qui in via Atenea vicino al Comune? Sì, grazie alla collaborazione del Comune di Agrigento con la Proloco che ci ha fornito il personale per poter aprire questa struttura, che è uno strumento che serve naturalmente a chi ci viene a trovare per conoscere, per avere le prime informazioni e per conoscere appunto la città di Agrigento. Oggi lo apriamo ufficialmente qui a piano terra del Palazzo dei Filippini, oltretutto in un luogo che ospita già la bellissima mostra di Guarneri con i suoi pupi siciliani, con i suoi quadri, e quindi diciamo un luogo che deve essere, che vuole essere punto di riferimento anche per le attività turistico-ricettive, per avere delle informazioni per quanto riguarda naturalmente non soltanto la città ma anche gli eventi, gli orari degli autobus, tutto quello che serve per dare delle informazioni, le prime informazioni ai nostri turisti. Lo abbiamo voluto fortemente appunto insieme alla Proloco qui al Palazzo dei Filippini, perché questa è una sorta diciamo di porta d'ingresso del centro storico della città, naturalmente una città che turistica come Agrigento, che non aveva un infopoint, dove purtroppo quello all'ingresso di via Atenea al momento, vista la pandemia, viene utilizzato come centro vaccinale. Allora partiamo da qui, ripartiamo da qui, naturalmente è un primo passo, perché naturalmente l'obiettivo è quello di aprirne ancora tanti altri all'interno della città, e naturalmente in collaborazione con tutte le associazioni, in questo caso con la Proloco, con tutte le associazioni che vivono di turismo e che danno una grossissima mano alla città per quello che è il sistema turistico locale. Parliamo di questo evento, voi avete messo a disposizione oggi questa struttura, ma fattivamente come siete organizzati per i turisti che vengono a chiedere informazioni? La Proloco di Agrigento finalmente è stata accolta dal Comune di Agrigento, che ci ha messo a disposizione questi bellissimi locali proprio nel centro storico dove vogliamo operare, e grazie a un bando che abbiamo fatto col Ministero per il servizio civile abbiamo avuto a disposizione per ora 2, negli anni a venire più unità, per gestire proprio un ufficio informazioni che dia tutte le informazioni necessarie al turista che arriva ad Agrigento per dove soggiornare, cosa fare, come arrivare nei luoghi storici, cosa vedere e anche cosa fare la sera, che spettacoli ci possono essere in giro, quali altre attrazioni ci sono nei territori limitrofi della provincia.